parte di Eleonora. Beh, diciamo che psicologicamente la situazione poteva essere peggiore di quanto uno si immaginava, però alla fine quando tu vedi il ragazzo che si scioglie rispetto anche ad una commissione che si presenta bene e che mette a proprio agio i ragazzi, diciamo che è andata bene, pensiamo ora alla seconda parte della vita dopo i 18 anni. È andato tutto bene, c'è stata anche una componente di fortuna, questo è da dire, però sicuramente lo studio non è mancato, alla fine è andato tutto per il meglio. Della crisi delle certezze l'ho legata soprattutto al periodo storico del Novecento e della Prima Guerra Mondiale, poi riguardo alle materie scientifiche erano tutti argomenti diversi fra di loro, ma comunque argomenti in cui il tema della crisi è sicuramente centrale. Sì, tanta ansia perché ho dimenticato tutto, però qua siamo. Mi sto preparando la donna, il progresso, ripasso filosofia, un po' in generale. E infatti perché so tutto ma allo stesso tempo sembra che ho un vuoto in testa. Lei lo fa domani? Io lo faccio domani. Felicità, amicizia. Rapporto con i professori, con molti professori comunque che sono messi anche i nostri panni a differenza di altri. Comunque è stata una bella esperienza. Lo porteremo nel nostro cuore. Sì, infatti, ci sta anche un poco male perché sto finendo tutto praticamente. Grazie mille. Uscire, la cosa più bella che si possa augurare ai ragazzi è quella di riuscire a fare davvero quello che gli piace e magari farlo nel posto che loro reputano migliore. Non è detto che debba essere necessariamente qui, è giusto che capiscano che casa è dove si sta bene, dove si vede bene, dove si fa ciò che si vuole fare e per cui si è studiato. Questo è l'augurio che sento di fare a tutti, ivi compresi i miei figli. Della donna, quindi tutte le sue sfaccettature è stato emozionante perché comunque è un tema abbastanza attuale e mi è piaciuta, proprio mi sono sbizzarrita, quindi sono contentissima. Ora? Ora sono tranquilla, andrò a mare perché ci sta, meritate ferie. Danilo è un ragazzo spettacolare, come lui non c'è nessuno. Sì, Ha un ricordo indelebile, che cosa lasciano? Lasciano un segno. Niente, Non si può dire. sono ragazzi, ognuno di loro lascia una cosa, veramente. Quindi sono tutti speciali per noi. Li abbiamo trattati come figli e saranno sempre i nostri figli. Un in bocca al lupo per tutto quello che seguirà dopo di noi. Sinceramente non ho paura, sono preparato e so quello che posso fare. Mi hanno insegnato proprio a stare al mondo, perché sono entrato che ero un ragazzino e sto uscendo che sono un uomo. Politi mi lascia tanto, anche perché sono stato rappresentante, quindi ci ho buttato la vita qua al Politi, ci ho lasciato davvero un pezzo di cuore, è un dispiacere enorme andarsene e soprattutto abbandonare le persone, abbandonare i ragazzi, il personale della scuola, i professori, però è una tappa della vita che tutti devono affrontare, quindi la scuola si deve abbandonare obbligatoriamente. Ragazzi, possiamo solo parlarne bene e augurare un mondo di bene, che possano realizzare i loro sogni e noi gli abbiamo dato le basi, spero di avergli dato le basi affinché possano realizzare i loro sogni presenti e futuri. E quindi complimenti a tutti i ragazzi che hanno superato, che hanno sostenuto l'esame di maturità.